siamo a Santa Cristina, Sardegna archeologica, arrivata a Paolilatino. Un pozzo sacro ci accoglie con tutta la sua magia e il suo mistero. Siamo insieme ad Alessandro Usai, che anche a Santa Cristina ci racconta qual è la magia di questo spazio e che cosa racconta l'archeologia. La magia dovremmo magari chiederla ai nuragici, che evidentemente sentivano in questo luogo un'atmosfera e un richiamo speciali. Qui i nuragici fecero il loro tempio, il tempio del culto delle acque, ma non Stiamo solo. parlando di che anni, Alessandro? Siamo in anni che non possiamo precisare naturalmente, l'archeologia non arriva a dirci esattamente il momento della costruzione del pozzo. Noi sappiamo che il luogo fu frequentato dall'età del bronzo con la costruzione del nuraghe. Quindi, e poi intorno al 1400, 1300, 1200 a.C. grosso modo, e poi ci fu la grande esplosione del popolamento, quindi la costruzione del villaggio intorno al nuraghe e del santuario che sta intorno al pozzo, perché siamo in un luogo che non è soltanto il pozzo sacro, ma è un temenos, cioè un grande recinto sacro. È un grande recinto sacro vicino a un nuraghe con un insediamento e nel bel mezzo di un cantone, possiamo dire, popolato da una tribù nuragica che a sua volta confinava con una tribù nuragiche, quindi un luogo di frequentazione, forse anche, immaginiamo, un luogo di incontro. Però noi siamo in un pozzo sacro. Una delle cose che ci colpiscono di più sono le pietre, un intaglio preciso, perfettamente numerato, ovviamente non dagli nuragici, ma recentemente dall'Estauro, e lo studio. Che cosa ci racconta lo scavo di queste pietre e come venivano lavorate? Come fanno ad essere così precise? Beh, i nuragici erano maestri nella lavorazione della pietra, l'abbiamo visto anche nei nuraghi. E nelle tombe dei giganti, che molto spesso avevano pietre perfettamente lavorate, quindi per loro non era così difficile evidentemente. È chiaro che riservavano l'utilizzo delle pietre di perfetta lavorazione alle parti che avevano maggiore evidenza o che dovevano impressionare maggiormente, quindi le parti più alte dei nuraghi con i mensoloni, le tombe dei giganti molto spesso quelle più evolute con le lastre perfettamente lavorate, e così pure una parte dei pozzi sacri, quelli che costruiti in un certo periodo, denotano proprio l'utilizzo di questa tecnica. Perdona la domanda di chi ha digiuno di tutto. Dunque, questo ingresso a noi fa venire in mente prima di tutto una cosa, a noi che abbiamo studiato dei libri di storia, che siamo vissuti non con pagine dedicate alla storia della Sardegna, ma pagine dedicate prevalentemente, diciamo, dalla storia greca in poi. Le immagini sono le più belle naturalmente, però questa costruzione rievoca alla nostra memoria di scolari delle costruzioni più vicine al mondo greco. C'entra qualcosa, oppure nel Mediterraneo a un certo punto si costruisce tutti nello stesso modo? No, direi ogni popolo aveva la sua tradizione, o meglio le sue tradizioni. Dipendeva da tanti fattori, storici, culturali, tecnologici, la materia prima, i mezzi tecnici a disposizione per lavorarla. In Sardegna, ripeto, i nuragici erano maestri nell'uso della pietra, il basalto si prestava particolarmente ad una lavorazione estremamente... morbida. È una pietra che può essere lavorata, non è particolarmente morbida, ma insomma non è granito. Quindi poteva essere lavorata con grande perfezione. Certo, geometria precisa? Una geometria precisa, un progetto che evidentemente, una sapiente modulazione degli spazi, dei volumi. Noi tra l'altro conosciamo soltanto una parte del pozzo, la parte ipogeica. Giustamente il pozzo è costruito sottoterra, però ci doveva essere anche una parte, come noi diciamo, epigeica, cioè sopra il suolo, di cui sappiamo pochissimo, ma di cui abbiamo informazione da altri simili templi a pozzo, che ancora conservano delle parti costruite in alto, quindi era un edificio complesso. Quindi era chiuso? Coperto? Riteniamo di sì, perché in alcuni templi la parte sovrastante il suolo è discretamente conservata e quindi si conserva una buona parte di una seconda camera.
C'è una domanda che sorge spontanea in questo caso. Uno arriva qui e dice è un tempio a pozzo, un pozzo si aspetta un sacco d'acqua, invece l'acqua è pochissima. Era così anche all'antichità? Si sono risecchite le vene? Oppure cosa è successo? Questi gradini, come mai così tanti per arrivare sino in fondo? E anche qui bisognerebbe essere vissuti allora. Per poter rispondere a queste domande. La captazione dell'acqua è una cosa difficile. L'acqua segue i suoi percorsi nella roccia. L'acqua segue un letto di roccia impermeabile e passa attraverso le fessure della roccia permeabile e quindi sbuca dove sbuca. L'uomo può, con la sua intelligenza e capacità, capire dove captarla, come convogliarla, in che punto e a che profondità. Quindi tutto questo presuppone evidentemente la capacità dei nuragici di fare questo lavoro di estrema complessità. Immagino, ritengo, dall'esperienza che ho fatto anche su altri pozzi sacri, che l'acqua avesse un livello variabile a seconda delle piogge, evidentemente, del regime delle acque sotterranee. La natura comanda. Quindi la scala doveva essere un modo per arrivare in fondo, certamente alla base della camera, ma anche per poter arrivare al livello dell'acqua a seconda di come questo livello si muoveva nel tempo, saliva o scendeva a seconda dell'abbondanza o della scarsità. Sappiamo qualcosa del rituale che si doveva tenere? Assolutamente no. Del rituale non sappiamo nulla. Nessuna fonte racconta, anche fonte letteraria evidentemente. Nessuna fonte letteraria racconta questo. Fin dall'inizio delle ricerche archeologiche serie, diciamo, prima del Novecento, si capì che queste strutture erano legate al culto, perché non potevano avere una semplice funzione utilitaristica, come hanno molte volte i pozzi, i semplici pozzi che abbiamo negli abitati. Soprattutto la presenza di questi pozzi all'interno di complessi strutturali importanti che noi definiamo santuari, la presenza degli ex voto, quindi diciamo di tutta una serie di elementi che possiamo anche dentro a buon il pozzo? diritto. Anche dentro il pozzo, nel caso di Santa Cristina, alcuni bronzetti, a dire il vero fenici, più che nuragici, quindi raccontano anche storie di contatti con popoli che venivano da lontano, furono trovati, se ricordo bene, proprio qui nella scala, sui gradini in cui ci troviamo. Il y a des relations entre les rituels de purification et la possibilité d'entrer au ciel, mais ça c'est une autre chose, ça c'est une autre affaire. Dans ce cas précis, ce que je crois, c'est que le puits de Santa Cristina, celui où on est maintenant, est la perfection d'une tradition des puits sacrés en Sardaigne. C'est un des derniers construits et le plus parfaitement de ceux qui sont connus. Je pense que la découverte du mouvement de la Lune que l'on peut suivre dans l'architecture de ce puits, qui a été construit de telle sorte que l'on puisse suivre les mouvements de la lumière lunaire, je pense que c'était découvert à l'occasion des bains rituels qui se faisaient très certainement ou très probablement de nuit, probablement en relation avec les phases de la Lune et un bain rituel pour les femmes principalement. Tout ce qui tourne autour des puits est féminin, donc très certainement c'était un bain rituel pour les femmes. Elles ont dû voir, non pas dans celui-là, mais dans ce type de construction, on sait très bien que la religion lunaire, enfin l'aspect lunaire de la religion est associé à la féminité, pour un tas de raisons. Donc pour des femmes qui venaient se baigner la nuit, que leur déesse, la lune elle-même, quelquefois descendent par l'orifice supérieur et viennent se baigner avec elles, probablement c'était quelque chose qui les impressionnait énormément.
C'était comme une sorte de théophanie, de présence divine, féminine, au milieu du bain des femmes. Donc ça devait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Peut-être que quelques-unes s'en sont étonnées, et puis une femme plus âgée, une vieille qui était par là, dit « Ah non, mais c'est pas la première fois, moi quand tel de mes fils est né, que j'ai été prendre mon bain après la naissance, j'ai vu la même chose, la lune était aussi descendue jusque-là, et peu à peu, ils ont dû se rendre compte que selon les années, la lune descendait plus ou moins dans le puits, et de là observer. Donc c'est vraiment un mouvement scientifique, c'est-à-dire une observation d'abord plus ou moins par hasard, et puis ensuite remarquer qu'il y a une régularité, et ensuite arriver à établir le rythme de cette régularité, c'est-à-dire le cycle lunaire qui correspond. Lei pensa ci possa essere stato un luogo di parto anche? Non. Non, des partos de l'accouchement, je n'y crois pas du tout. On connaît les bains rituels pour les femmes, pour la purification des femmes, après, à la fin des menstruations. Prima di diventare madri? D'abord, je réponds à la première partie de la question. Le bain rituel est bien connu dans différentes cultures. C'est toujours après les menstruations et après l'accouchement. Une autre chose, c'est d'aller se baigner pour demander une grossesse, demander un enfant. Ça, c'est une autre chose. Là, il ne s'agit pas de purification, il s'agit de bain rituel. On connaît plusieurs sources, plusieurs fontaines, plusieurs lieux dans le monde où les femmes vont se baigner pour être enceintes, pour avoir un enfant. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est qu'il s'agit toujours d'eau extrêmement froide, très, très glacée. Siamo all'interno del pozzo, un luogo magico, un pozzo sacro. Sacro perché ci si pregava, sacro perché forse c'erano dei rituali, anzi certamente c'erano dei rituali legati al mondo dell'acqua e della luna. La luna è sempre legata con la maternità, la fecondità e anche la vita all'interno di una comunità. Perché è così importante il Pozzo Sacro di Santa Cristina e così al centro di un filone di ricerca scientifica? Perché costituisce molto probabilmente niente meno che il primo strumento sulla faccia della Terra per la previsione delle eclissi. Ossia, la geometria lunare chiarissima di questo pozzo non aveva quasi certamente solo un valore rituale, come è stato messo in evidenza in diversi studi degli ultimi 20 anni, ma addirittura un senso previsionale, un senso scientifico ante litteram. Cosa vuol dire? Che nel 2005 lo studioso, lo storico delle religioni franco-polacco Arnold Leboeuf ha notato un dettaglio che era sfuggito in questa pur stupenda costruzione, cioè che tutti i conci, tutti i filari del pozzo hanno la stessa altezza. Vorrei farlo vedere, ma è abbastanza chiaro. Quello mediano è esattamente una volta e mezzo gli altri. Vedete, non è casuale certamente il fatto che tutti siano con una precisione millimetrica uguali, quello mediano è una volta e mezzo gli altri. Perché? Quindi l'interpretazione del professor Leboeuf, da me pienamente condivisa, e condivisa dall'Accademia Internazionale, è che questo
questo fatto servisse a marcare il lunistizio medio, Qual è il cosa che è un indica? punto del ciclo della Luna che è molto complesso. Il ciclo della Luna congela 3 astrazioni, richiede un pensiero astrattivo, una conoscenza dell'astronomia elevatissima, incredibile ai nostri giorni, e aveva lo stesso ruolo che presso i babilonesi avevano le cosiddette tavole di occultazione. Serviva a prevedere le eclissi, non poteva avere altra funzione. Quindi, oltre al senso rituale, alla geometria lunare, chiarissima, inequivocabile per ingegneri, per geometri, per chi abbia delle nozioni di geometria, questo aspetto lo rende ancora superiore, probabilmente una meraviglia, un unicum sulla faccia della Terra. Quindi chi ha costruito questo pozzo aveva una cognizione dei movimenti della Luna, dei tempi della Luna e della luminosità che la Luna poteva conferire? Il genio dell'architettura, perché qui parliamo di un genio, questo è un unicum, ci sono circa 130 pozzi sacri in Sardegna, questo è un gioiello. Ogni concio si calcola abbia richiesto addirittura un mese di lavoro, e la dentellatura fatta, questo gradino per la Luna che scende in fondo al pozzo, ecco, il genio dell'architettura, di cui purtroppo non sappiamo il nome, che ha progettato e costruito questa meraviglia, non sapremo mai il nome, ma aveva cognizioni profondissime, come tutta la civiltà nuragica. Mi preme evidenziare questo aspetto. Cosa differenzia questo pozzo dagli altri ambienti sacri devoti all'acqua? Io riterrei, anche se ci spostiamo su un altro campo, io sono ingegnere, però questa sono, come dire, più materia per antropologia, che l'acqua sia un simbolo, come nelle chiese cristiane. Oggi c'è un bacile da cui attingiamo per il segno della croce, ma riteniamo che il culto sia lunare. L'acqua è non è l'oggetto diretto del culto, ma è uno strumento evidentemente per i riti. Qui vediamo nel fondo un sedile, possiamo inferire che fossero riti di fertilità, ma quello che appare evidente ai nostri occhi come un'analisi chimica, insomma, rientra nel campo delle scienze esatte, è la perfetta geometria. Se mi permetti aggiungo un dettaglio: quando facciamo osservare agli amici archeologi, ne abbiamo tanti stimatissimi, la risposta dice sì, però c'era una struttura sopra. Allora questo io ritengo che cozzi col buon senso, cioè costruire questa meraviglia e poi piazzarci sopra qualcosa veramente significherebbe ammettere che fossero privi di logica. Però si parla di un tappo che chiude. Io rispondo questo agli amici archeologi: sono molto appassionato di astronomia, ho un telescopio, un riflettore newtoniano, ha degli specchi che, se si riempissero di polvere, danneggerebbero l'apparecchio. È un tappo. Allora quello smette di essere un tappo di un telescopio perché c'è un tappo? È evidente che no. Questa struttura è nata per essere aperta lì, poi che ci fosse un tappo amovibile, di cui peraltro non è mai stata dimostrata l'esistenza, nulla toglie alla raffinatezza di questa geometria lunare. Cosa accade esattamente quando la Luna si specchia sul fondo? È un po' difficile, è più semplice con un disegno e con un rilievo. Pensate che il primo rilievo accurato di questa meraviglia è stato fatto nel 2007. Si è dimostrato che tutti i precedenti rilievi non coglievano la particolarità, la raffinatezza, il collo di bottiglia, addirittura la non perfetta voluta verticalità dell'asse del pozzo. Ma nel ciclo della Luna, questo è mirabilmente mostrato dal libro del professor Leboeuf, nel lunistizio maggiore settentrionale, cioè il punto del ciclo di 18,6 anni della Luna, in cui raggiunge la massima altezza nel cielo, scompariva proprio qui sotto, andava ad immergersi qui dentro. Tutto il resto dell'anno questo gradino costituisce, questa scala, costituisce la scala del serpente lunare. Tutta l'astronomia lunare si svolge in strutture ipogeiche come questa. Antiquarium Arborense, siamo con professor Bernardini per parlare di rapporti fra sardi e punici, perché a Santa Cristina un piccolo bronzetto, ci racconta una lunga storia. È un bronzetto molto piccolo, ma dietro questo bronzetto c'è una storia grandissima.
Questo bronzetto, insieme ad altri 3 o 4 figurine di questo tipo, fu trovata dal professor Enrico Azzeni durante gli scavi del pozzo, e questi oggettini, Era dentro il pozzo? questi oggettini furono ritrovati rovesciati sui gradini, su vari gradini del pozzo. Questi oggetti sono bronzi figurati, ma si vede immediatamente che sono molto diversi dai bronzi nuragici che noi conosciamo solitamente, perché vengono da una tradizione diversa. Ne prendo uno a caso. L'immagine è completamente diversa. Se guardiamo i volti, questo tipo di tratteggiare gli occhi, il naso, questo tipo voluminoso, con volumetrie molto, molto accentuate, qui non c'è assolutamente. Così come il corpo così filiforme non appartiene alla tradizione locale. Dietro questi oggetti c'è infatti la tradizione del vicino Oriente. Oggetti di questo tipo si ritrovano molto simili nell'area della Siria, della Palestina, dell'antica Fenicia. Sono oggetti che appartengono a una civiltà diversa. Ma quindi li hanno portati qui? Li hanno fatti qui? E se li hanno fatti qui, chi li ha fatti? Questa è una bella domanda. I primi studi ritenevano che questi bronzi fossero bronzi fatti in Oriente e arrivati in Sardegna sulle navi dei Fenici che venivano a commerciare in Sardegna in un periodo che possiamo collocare tra il IX e l'VIII secolo a.C. E certamente la tradizione orientale esiste, è molto forte. Vediamo in queste immagini, ad esempio, questa divinità che in origine doveva essere seduta, appoggiata trono, a forse qualcosa. una sedia. Poi diremo che cosa secondo me stava con questo oggetto. Ci lascia in sospeso? Vi lascio in sospeso. Il corpo è completamente nudo. L'unico elemento decorativo è questa specie di collana Intrecciata, attorcigliata. a cravattone che gli scende sul petto, e poi si vede, anche se un po' rovinata, questa coroncina, questa specie di tiara che sormontava la capigliatura. È una donna o un uomo? Questa è una dea nuda, secondo un modello tipicamente orientale. Se noi andiamo a vedere le rappresentazioni femminili dei bronzi nuragici, non troviamo quasi mai una rappresentazione nuda. Questo è un altro maschietto. Quello è un altro maschietto. Qui non abbiamo rappresentazioni femminili, ma insomma è intuitiva la differenza. Certo. Guardate anche la volumetria massiccia dei bronzi locali, e invece questo aspetto molto fine, filiforme. È però seduta questa divinità. Certo, è seduta. Ma dove? Secondo alcuni studiosi, a questa figurina manca un trono che la sosteneva. In realtà il discorso può essere diverso e noi dobbiamo considerare oggetti di questo tipo come elementi che completavano un oggetto diverso. Un grande bacile, una grande coppa in bronzo che aveva lungo l'orlo queste figurine inserite. Un po' come le navicelle, e secondo modelli di grandi vasi che noi troviamo ad esempio in Etruria. Quindi una coppa, o meglio un grande bacile, un bacile con circolare, alcune figurine. di dimensioni importanti, certo, però. certo. In bronzo anch'esso, oppure di terracotta? Potevano anch'esso. Mescolarsi i materiali, no? No, generalmente il bronzo, quando si mescola con un materiale più nobile, l'argento, per esempio. Ecco. Sardegna è isola dalle vene d'argento. Eh sì, Perché Argyropleps. Perché
non troviamo tanti oggetti in argento, è molto più in bronzo. Perché la definizione di isola delle Vene d'Argento è stata coniata probabilmente in ambiente greco in Sardegna su analogia della mitica Tartesso di Beria, di cui si dice che i fiumi erano talmente abbondanti d'argento che l'argento sprizzava dalla terra e confluiva nei fiumi. E questa immagine collega la Sardegna idealmente all'estremo occidente e senza neanche sbagliare più di tanto, perché la Sardegna si trova sulla rotta dei metalli che portava i Greci e i Fenici dal centro del Mediterraneo verso l'Atlantico. Vengono prima di tutto proprio per i metalli. Vengono sicuramente per l'argento. Abbiamo un bellissimo resoconto di Polibio a proposito dei Fenici che arrivavano a Tartesso, che svuotavano le stive delle loro navi e le riempivano completamente d'argento. E per portarsene ancora di più dietro, affondavano le loro ancore in ferro e realizzavano le nuove ancore con l'argento. Caspita, era una ricchezza che ci sogniamo. Era una ricchezza che ci sogniamo. Siamo all'interno del nuraghe del villaggio che sta intorno al Pozzo Sacro di Santa Cristina. Abbiamo parlato di un villaggio. Sì, il nuraghe probabilmente fu, come generalmente noi vediamo, la prima cosa che si costruì in questo luogo, intorno al quale pian pianino si costruì anche un po' come le chiese intorno al quale ci sono gli abitanti? Beh, però il nuraghe non era la chiesa, il nuraghe era il nuraghe era il centro della vita, era il centro monumentale della vita dell'età del bronzo, intorno al quale con la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro si creò una comunità più numerosa. Siamo a metà del secondo millennio avanti Cristo? Siamo nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo e agli inizi del primo millennio, quindi tra il 1400, 1300, 1200 fino all'800, 700 avanti Cristo circa, gli ultimi secoli cruciali della civiltà nuragica, che si trasforma completamente ed è una civiltà non muore, si trasforma e pian pianino però perde la sua identità e quindi cessa di essere una civiltà dei monumenti ciclopici, diventa anzitutto una civiltà di una economia sviluppata con una popolazione importante, quindi il numero delle abitazioni presenti negli insediamenti ci fa capire che la popolazione era cresciuta. In alcuni casi poi, come questo, oltre al villaggio c'è anche il santuario, quindi era un luogo abitato dalla gente che stava qui, ma anche un luogo, immaginiamo, di frequentazione anche più estesa, un santuario con i bronzetti portati dai Fenici, probabilmente era una realtà culturale, ma anche una realtà economica, un luogo di incontri, un luogo di scambi, che è caratteristico di un momento molto evoluto della civiltà nuragica, che non è più quello dei nuraghi ormai antichi, ma un mondo dinamico, un mondo che si stava trasformando e che era in contatto con i popoli circostanti. La grande stanza dedicata alle riunioni o a una raccolta religiosa di religiosi? La sala delle riunioni è un elemento tipico dei santuari nuragici e degli insediamenti anche. Nei santuari in modo particolare forse aveva lo scopo di raccogliere i sapienti, gli anziani, le persone di spicco di diverse comunità, di diverse tribù. Liliu inventò questa espressione felice indubbiamente, ma tutta da dimostrare, del santuario federale, cioè di un santuario frequentato da popolazioni che venivano da diversi luoghi, da diverse tribù. Erano tutti alla pari, la seggiola, se sono queste le misure di questa tavola rotonda, era... Nei limiti in cui si può tentare di individuare la funzione di un edificio dai suoi particolari costruttivi, diciamo che certo questa grande sala circolare con sedili alle pareti che corre tutto intorno, dove tutti sono uguali, tutti sono pari, tutti possono parlare,
ampia, molto ampia, più ampia delle normali capanne, quindi una sala pubblica, una sala comunitaria. E questo suggerisce sicuramente la funzione di un luogo dedicato alla riunione, anche al di là dei limiti del singolo villaggio. E alla preghiera? Ma forse la preghiera era incentrata nel Tempio e negli ambienti che immediatamente circondano il Tempio. Intorno al Tempio si svolgeva la vita del santuario, e quindi gli incontri e tutto ciò che nel santuario appunto si svolgeva, quindi anche manifestazioni civili, cerimonie, diciamo così, in cui la religione era l'occasione, era lo spunto, era la cornice. Però non tutto si risolveva nel sacro, ma dal sacro si passava alle tante sfumature della vita della comunità, delle comunità che qui si incontravano. Dobbiamo assolutamente visitare questi spazi, e venite a Paolo di Latino a visitare con noi.